Buongiorno a tutti, oggi si terrà la sesta edizione dell'evento Sutunninzu Vistichesu, in cui, secondo tradizione, tutte le persone convenute parteciperanno a Sabovu, che è il momento in cui tutti ci si incontrano e partecipano al momento in cui verrà loro offerto il caffè con il tradizionale biscotto sardo da parte del Sameride Suquile, a cui passo la parola. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Come già detto da Dario, prima di iniziare la tosatura delle pecore offriamo un caffè, così almeno sia un buon inizio di lavoro. E buon lavoro a tutti e mezz'anno. Francesco, Dario, Grazie. Tonino e buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti alla sesta edizione di Sutunninzu Vistichesu, che quest'anno si tiene in località Rivutortu. Siamo nel territorio del comune di Bitti, un evento che si è voluto organizzare per rafforzare sempre più il forte attaccamento a quelle che sono le nostre radici e ricordare quella che è una tradizione, un rito, quale è sempre stato quello di Sutunninzu, che rientra in quello che è il fenomeno del pastoralismo in Sardegna e nella Barbagia in particolar modo. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito e sono adoperati affinché questa iniziativa anche quest'anno si organizzasse e si tenesse. Sutunninzu è sempre stato uno dei momenti più importanti di quella che è stata sempre la vita del pastore, in quanto la tosatura con Satrurvera, quindi la transumanza, costituiscono e rappresentano indubbiamente uno dei momenti più importanti di quello che è il lavoro del pastore nell'arco dell'anno. Ed è un'attività che coinvolgeva una moltitudine di persone, non solo il pastore e la propria famiglia, ma anche tutti quanti coloro che rientravano in quella che era la cerchia delle amicizie, delle parentele. Era quindi un momento in cui tante persone, direttamente o indirettamente, partecipavano a che questo evento, anche in ambito pastorale, si realizzasse e organizzasse nel migliore dei modi. Sutunninzu era anche un momento che mette indiscutibilmente in risalto il forte senso di solidarietà dei pastori, ma anche il forte senso del dovere, sia fisico che morale. Fisico perché ci si aiutava a vicenda e quindi tutti i pastori nella stagione in cui si teneva Sutunninzu, che andava verosimilmente da aprile sino a giugno, si aiutavano a vicenda, ci si spostava continuamente da un ovile all'altro per darsi una mano, fra una ghettata ai mani. Ma era anche un momento che aveva una valenza di tipo, come dire, morale, in quanto c'era tutto un calendario ben preciso, quindi anche etico se vogliamo, in cui si conosceva, quindi condiviso tutto quanto quello che era il momento in cui si teneva Sutunninzu in un ovile o in un altro. Quindi rispettare gli altri significava anche organizzare Sutunninzu in una giornata in cui non ce ne sarebbero stati altri. E questo è molto importante perché Sutunninzu aveva anche una valenza di tipo sociale, nel senso cioè che era anche il momento propizio, l'occasione migliore per stringere le paci, saspaches, quindi c'erano i probomines, quindi i paceri che coglievano l'occasione proprio per fare in modo che tra individui, tra famiglie che erano in contrasto, quindi si erano allontanate, si poteva giungere alla pace.
È importante anche partecipare a Sottonnins per il pastore, perché era motivo di orgoglio, era motivo con il quale naturalmente manifestava le sue capacità, le sue abilità in questa arte che soltanto pochi sapevano praticare. Si è tutto imbecchinato prima come ti anche Sottonnins. Quindi si è organizzata due luni, che è domenica, che è custo, insomma, non sono organizzate, si è tale dietro, si è toccato, si è ritornato, quindi oggi è un di chi non può cazzo un altro. In fraude che sa chitta, che dire al massimo, viene che dire, si è chiamato tutto sul lavoro questa categoria di questa tornitura. Tutto il lavoro fatto a mano, a fortiche. Saranno gli altri saccata e presa prima che non hanno che lo prendi bitti, gliela comprare e va a sul sacco e va a per controllare, se si ha ciuffo da lana che non ti su questa prenditura, così ti scartata e ti ha a metà pezzo cosa ti la dai. No, che prima di acabare il tunnel, il pastore si è innaiata, legata sul pacco a passaggio da voi, che la che si schittaglia, non ha come parte in 2,80 che è il vecchio, che gli fai di sabba sopra. E parti subito fuori, poi dopo anche la tua dritta, lei.